Michele De Conti, presidente della FIPAV di Treviso, al termine della terza giornata che ha caratterizzato un weekend di pallavolo a 360 gradi. Intanto chiediamo com'è andata. È stata una sfida iniziata nei mesi invernali, non avrei mai pensato che si riuscisse a vincerla, però devo dire la verità che la parte più giovane del nostro comitato è riuscita a dare una forza importante. Parlo sia della cena con gli sponsor, i presidenti, che è stata un evento per la prima volta nella FIPAV Treviso, poi il convegno di sabato mattina con 45 società presenti ad ascoltare l'ufficio tesseramento, ma soprattutto la giornata della festa del mini volley, questa sfida di portare all'aperto ma soprattutto sulle piazze di Treviso il mini volley è stato un grande successo. Si va a concludere anche questa stagione che sarà l'ultima per il comitato provinciale di Treviso, il prossimo anno sarà unito a quello di Belluno. Sì, uniremo le forze, perciò diventeremo probabilmente un comitato che sfiora le 100 società, quasi 10.000 tesserati atleti, si amplia il territorio, è una nuova sfida anche per noi, non perdiamo niente, è lo statuto federale che ha deciso questo, ma sicuramente è una sfida importante per il prossimo quadriennio.